Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. A Messina si cercano armi ed eventuali complici sul femminicidio di Sara Campanella. Si indaga sul ruolo della madre di Argentino. La testimonianza del fidanzato di Sara: non ho capito che la situazione fosse così grave. Partinico, arresti domiciliari per i due fratelli accusati di aver pestato a morte il fruttivendolo dopo una lite. Le immagini confermano la loro tesi: inizialmente sarebbe stata la vittima ad aggredirli. Sanità, scandalo referti all'ASP di Trapani, accertati almeno 20 nuovi malati in condizioni gravissime per le diagnosi in ritardo tra i 56 monitorati dopo le ispezioni. Palermo, scattano 5 misure cautelari per medici e imprenditori nell'inchiesta per presunti casi di corruzione nella sanità. Nel mirino della procura gli appalti per le forniture di apparecchiature mediche. Truffa da 26 milioni di euro sui bonus edilizi a Palermo, 90 indagati. I dazi imposti dal governo americano mettono a rischio l'agroalimentare siciliano. Olio e vino pagheranno il prezzo più alto. Coldiretti invoca soluzioni diplomatiche in sede europea. Calcio, Catania all'assalto della capolista Avellino. Domenica al Massimino previsto il sold out. Bentrovati. In apertura l'uccisione di Sara Campanella. Sono tante le domande che i magistrati hanno rivolto a Stefano Argentino, lo studente accusato di aver ucciso la collega di università. Ci sono diversi punti da chiarire. Non è stato ad esempio ancora trovato il coltello con cui il ragazzo ha ucciso la studentessa, e poi c'è ancora da chiarire il ruolo della madre di Argentino. Francesco Triolo. Ricostruire cos'è accaduto, cosa si sono detti Sara e Stefano nel tragitto immortalato dalle videocamere di sorveglianza del distributore di benzina di Viale Gazzi, cos'è che ha fatto scattare la furia omicida del ragazzo e poi soprattutto chi lo ha aiutato a fuggire, a scappare sino a Noto, dove ha trascorso la notte del B&B della madre, e ancora quel biglietto trovato dagli investigatori scritto proprio dalla madre di Stefano per organizzare un allontanamento del giovane. Sono tante le domande e le risposte che il pubblico ministero Alice Pariarò e il procuratore aggiunto Marco Colamonici stanno cercando e hanno provato a chiedere a Stefano Argentino ieri in carcere durante l'interrogatorio dopo il fermo poi convalidato dal GIP per l'omicidio di Sara Campanella. L'inchiesta è ancora tutta da scrivere e sviluppare, perché al di là della confessione di Stefano Argentino ci sono 2 anni di richieste del giovane alla ragazza, le confidenze della studentessa con le amiche su quel collega pressante, e poi c'è da capire ancora qual è stata l'arma del delitto, un coltello, un taglierino che Stefano aveva portato con sé, che fanno pensare ad un gesto messo in conto. Lui non ha risposto, l'arma del delitto non è stata ancora trovata, mentre domani verrà effettuata all'obitorio del Policlinico l'autopsia sul corpo di Sara. Si cerca di capire qual è stato il colpo mortale, anche se ai familiari ancora a Messina in attesa di portare a casa Sara interessa poco. Quello che chiedono è giustizia. E il fidanzato di Sara Campanella, Antonino Fricano, parla ai nostri microfoni e dice: avevo detto a Sara di bloccarlo, ma non pensavo che la situazione fosse così grave. Sono ancora scioccato per quello che è successo. Marco Gullà. Sono sotto shock. Io le posso dire che io conosco Sara da 8 mesi, no? Sì. 8 mesi. Per come è uscita la cosa, io adesso sono venuto a sapere a conoscenza che questo pazzo era 2 anni che gli andava dietro, no? Sì. E io lo sono venuto a sapere soltanto che lei una volta mi ha detto: guarda che c'è questo ragazzo che mi disturba, ma diciamo non l'ho mai capito che fosse così grave, perché lei è sempre stata tranquilla. È distrutto Antonino Fricano, il giovane di Bagheria che da qualche mese si era fidanzato con Sara Campanella. Non esce da casa da quando la sua fidanzata è stata uccisa da Stefano Argentino. Ha dormito poco nelle ultime ore, viene consolato in casa dalla mamma. Non ha voglia di uscire e di farsi vedere. Sono scioccato perché io a lei ho detto: guarda una cosa, ti ho mandato un messaggio. Vabbè, dico, io ovviamente ho un carattere, ovviamente sono il fidanzato. Lei ha detto: bloccalo. Lei l'ha bloccato e siamo stati tranquilli, non ha dato nessun segno lui. Però so che in passato lui, a quanto ho capito, la importunava, la inseguiva. Ieri il giovane aveva affidato ai social tutto il suo dolore e amore nei confronti della ragazza persa. Tenetevi sempre stretto chi vi ama e amatelo alla follia. La vita può cambiare in un batter d'occhio, scriveva. Amate come se fosse l'ultimo giorno e baciatevi come se fosse l'ultimo, ma soprattutto vivetevi.
Nel Nisseno i carabinieri hanno arrestato un uomo di 77 anni che ha minacciato la moglie di morte tentando di colpirla con un coltello. Sentiamo questa storia, ce la racconta Rita Cinardi. I carabinieri hanno arrestato un uomo di 77 anni che, armato di coltello, ha minacciato di morte la moglie tentando di colpirla. È accaduto a Milena, in provincia di Caltanissetta, dove la vittima, una donna di 70 anni, terrorizzata dall'ennesima violenta aggressione del marito e in preda al panico, si è rifugiata in soggiorno. I carabinieri, intervenuti immediatamente dopo aver bloccato l'anziano e messo in sicurezza la moglie, hanno eseguito una perquisizione trovando altre armi che sono state sequestrate, un fucile semiautomatico calibro 9 detenuto illecitamente e le relative munizioni, 2 coltelli di cui uno da cucina con lama da 20 cm utilizzato proprio per minacciare e tentare di colpire la moglie. Dalle informazioni raccolte dai militari dell'Arma che hanno svolto le indagini sotto la direzione della procura di Caltanissetta è emerso che la donna subiva ormai da anni violenze fisiche e psicologiche da parte del marito, che è stato arrestato e condotto al carcere Malaspina. E adesso ci sono delle novità sulla morte di Gioacchino Vaccaro, il 45enne di Partinico, morto dopo una rissa scoppiata domenica pomeriggio. Ad aggredire i Failla, come si legge nell'ordinanza, sarebbe stata inizialmente proprio la famiglia Vaccaro. Sentiamo ancora Marco Gullà. Le immagini della telecamera di videosorveglianza in via Bixio a Partinico avvalorerebbero la tesi dei fratelli Failla, ovvero che ad iniziare la rissa sarebbe stata la famiglia Vaccaro. Una rissa che è poi culminata con la morte di Gioacchino Vaccaro, 45enne, deceduto in serata all'ospedale. Il giudice, pur convalidando gli arresti per Antonino e Leonardo Failla, stabilendo però i domiciliari con braccialetto elettronico, ha escluso per entrambi l'ipotesi di reato dell'omicidio preterintenzionale. Sulla base degli elementi indiziari, il GIP sostiene che si può al momento configurare come capo d'accusa la rissa aggravata. Nell'ordinanza si legge che le immagini sconfessano la tesi della moglie della vittima, ovvero che dopo un primo scambio di battute i Failla sarebbero scesi dall'auto avvicinandosi minacciosamente a Vaccaro. Dall'autopsia sul corpo di Vaccaro non è emerso nulla di evidente e si dovranno attendere gli esami istologici sui campioni di tessuto prelevato. I funerali dell'uomo si svolgeranno domani alle 15 a Partinico. Lo scandalo dei referti istologici all'ASP di Trapani: sono stati accertati almeno 20 nuovi casi gravissimi tra i 356 monitorati dopo le ispezioni di Regione e Ministero della Salute. Molte dei pazienti presi in carico in queste settimane da strutture ospedaliere della Regione si ritrovano ad avere già una malattia ad uno stadio avanzato, addirittura sono già in metastasi, e questo avevano aspettato mesi prima di avere la diagnosi ai referti istologici. Sentiamo Laura Spanò. Ci sarebbero almeno una ventina di nuovi casi gravissimi tra i 356 pazienti che hanno ricevuto l'esame istologico, spesso con mesi di ritardo, e non è da biasimare che ormai molti pazienti della provincia di Trapani preferiscono rivolgersi a Palermo, a Catania o Milano. Il caso della professoressa Maria Cristina Gallo dunque non è un caso isolato. Ora il compito più difficile è a chi spetta raccogliere il dolore e la disillusione di queste persone. Se lo stanno chiedendo i medici che in queste settimane stanno prendendo in carico diversi pazienti che hanno ricevuto gli istologici in ritardo, e almeno nell'80% dei casi si tratta di pazienti arrivati con diagnosi tardive. Il timore ora è quello che non ci sia più nulla da fare perché già in metastasi. Questi medici hanno di fronte persone molto provate. Alcuni pazienti valutano la possibilità di una class action, hanno preso contatto con un avvocato, altri studi legali sponsorizzano i loro servizi sui social offrendo assistenza per ottenere un risarcimento. Bisogna fare i conti anche con la necessità di spiegare ad alcuni di questi pazienti che hanno appena scoperto di avere un tumore della possibile correlazione tra la percentuale di sopravvivenza e la diagnosi precoce, cioè rispondere alla domanda che molti fanno: ma se avessi avuto la diagnosi 12 mesi fa, la situazione sarebbe stata diversa? Difficile per chiunque rispondere. Intanto a Trapani rimane un solo centro che si occupa di radioterapia a Mazara del Vallo, mentre fino a 10 mesi fa era attivata una convenzione con la clinica Santa Teresa di Bagheria, chiusa il 16 luglio 2024. E continuiamo a parlare di sanità malata, in questo caso di corruzione a Palermo. 2 primari sono stati sospesi per aver preso mazzette, provvedimenti anche per un funzionario amministrativo e 2 imprenditori delle forniture sanitarie. Maglio Viola.
C'è una nuova inchiesta sulla sanità siciliana che adombra lo spettro di tangenti dietro le forniture ad almeno 2 grandi reparti ospedalieri di Palermo. La squadra mobile, su delega della Procura, ha notificato una serie di misure cautelari e interdittive a 2 medici, Giuseppe Migliore, 50 anni, cardiochirurgo dell'ospedale Villa Sofia, e Francesco Talarico, 70, chirurgo vascolare emodinamista, oggi in pensione ma con una consulenza all'ospedale civico. Avrebbero preso mazzette da 2 imprenditori nel settore delle forniture sanitarie per indirizzare verso i loro prodotti gli acquisti. Giovanni e Carmen Sorrentino, di 56 e 52 anni, anche loro destinatari della sospensione dall'attività. Il tramite sarebbe stato il funzionario amministrativo del civico Giuseppe Salamone, di 61 anni. Per il medico Talarico, i 2 imprenditori e il funzionario amministrativo, il GIP ha disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. A Talarico, come al collega Migliore e al funzionario amministrativo, è stata imposta la sospensione dai pubblici uffici. Per gli imprenditori il GIP ha deciso invece il divieto di ricoprire ruoli direttivi e di contrattare con la pubblica amministrazione per 1 anno. Ci sarebbe stato un patto corruttivo fra gli imprenditori, il funzionario amministrativo e i 2 medici su gare per la fornitura delle aziende sanitarie negli ospedali della Sicilia occidentale. La vicenda è nota da inizio marzo e i PM avevano chiesto l'arresto, ma dopo aver ascoltato gli indagati il GIP ha deciso per misure più blande. Una villa di 10 piani a Mascalucia, del valore di circa €500.000, è stata sequestrata dalla polizia. Giovanni Piero Salvo, ritenuto affiliato al clan Cappello, fratello del boss Salvatore Massimiliano e figlio dello storico capo mafia Giuseppe, condannato con sentenze passate in giudicato per associazione mafiosa, omicidi, estorsione, detenzione e porto illegale di armi. Giovanni Piero Salvo è stato anche condannato all'ergastolo per la strage di Catena Nuova del maggio del 2008, in cui fu ucciso Salvatore Prestifilippo Cirimbo e rimasero feriti alcuni passanti. Girava senza casco tra le vie del centro cittadino di Catania, ma fermato dalla Polizia di Stato ha travolto un agente ed è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Nonostante l'alta intimato al poliziotto, l'uomo con fare spavaldo ha assunto un atteggiamento di insofferenza, tentando perfino di prendersi gioco dell'agente. Ha fatto finta di fermarsi per poi accelerare bruscamente e tentare la fuga. Il poliziotto ha tentato di bloccarlo, ma è stato travolto dal motociclo che nell'impatto gli ha procurato una ferita alla mano. In seguito all'urto il conducente ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro 2 autovetture di servizio parcheggiate proprio davanti alla questura di Catania, per poi finire a terra. Una volta che si è rialzato, il giovane ha provato comunque a fuggire a piedi, ma ancora una volta è stato raggiunto e bloccato dallo stesso poliziotto ferito. E tutto questo accadeva a Catania. Invece adesso andiamo a Palermo, false fatture per lavori mai eseguiti per incassare il bonus edilizio. È stata sgominata una organizzazione palermitana composta da 17 imprese, ci sono 90 indagati. Maglio Viola. Frodi seriali sul bonus edilizio. Sono ben 107 fra imprese e persone fisiche coinvolte in una vasta rete organizzata per frodare lo Stato. Lo ha scoperto la Guardia di Finanza, che ha sequestrato beni per 19 milioni di euro. Secondo le indagini, imprenditori e professionisti palermitani avrebbero messo in piedi il sistema fraudolento con il quale avrebbero eseguito lavori di ristrutturazione soltanto sulla carta per oltre 26 milioni di euro. Il meccanismo utilizzato sarebbe stato ripetuto più volte. Le società coinvolte mettevano fatture per operazioni inesistenti verso clienti privati per lavori in realtà mai eseguiti, ma applicando lo sconto in fattura. In questo modo veniva generato credito d'imposta fittizio, utilizzabile in detrazione o più probabilmente cedibile a terzi. Il credito veniva infatti poi ceduto a intermediari finanziari e quindi veniva monetizzato. I soldi ottenuti venivano poi inviati tramite bonifici sui conti correnti personali o venivano utilizzati per contante o ancora per la sottoscrizione di buoni fruttiferi postali, per l'acquisto di oro, di beni mobili e immobili e persino in criptovalute. Le persone indagate sono 90, 17 le imprese. 7 sono i presunti componenti dell'associazione, mentre altri 83 sono accusati di emissione di fatture per operazioni inesistenti e truffa aggravata. Alcuni fra i titolari delle imprese inoltre sono indagati a vario titolo per dichiarazioni fraudolente, dichiarazioni infedele, omessa dichiarazione, autoriciclaggio, riciclaggio e trasferimento fraudolento di beni. Tra le notizie più importanti di oggi, di cui si discute ampiamente, sono i dazi imposti dal governo americano che mettono a rischio l'agroalimentare siciliano. Olio e vino pagheranno il prezzo più alto. Il presidente dei Coldiretti, Ettore Prandini, a Catania invoca soluzioni diplomatiche in sede europea. Sentiamo Luca Ciliberti.
I dazi al 20% su tutti i prodotti agroalimentari made in Italy porteranno a un rincaro da 1,6 miliardi per i consumatori americani, con un calo delle vendite che danneggerà le imprese italiane, oltre a incrementare il fenomeno dell'Italian sounding. Le prime stime sono di Coldiretti. Svimez, che studia lo sviluppo del Mezzogiorno, ha calcolato che essere penalizzata potrebbe essere una fetta consistente dell'export agroalimentare, in particolare uno dei prodotti simbolo del Made in Italy, il vino. Ovviamente una bottiglia di vino venduta oggi da un'azienda siciliana negli Stati Uniti, prezzo di partenza diciamo intorno ai 10 euro, finisce sulle tavole della ristorazione intorno ai $50. Questo ovviamente oggi ha questo posizionamento, domani avrà un posizionamento che verrà aumentato del 20%, che produrrà ovviamente anche un salto di target sul consumo, quindi è immaginabile ovviamente una contrazione dei consumi. Al calo delle vendite va poi aggiunto il danno in termini di deprezzamento delle produzioni da calcolare filiera per filiera, legato all'eccesso di offerta senza sbocchi in altri mercati. Penso a nuove risorse per l'internazionalizzazione. Non esistono solo gli Stati Uniti, per quanto sia un mercato importante, il secondo per importanza a livello globale, ma noi dobbiamo cercare di conquistare altri mercati. Occorre adesso lavorare a una soluzione diplomatica, secondo il presidente di Coldiretti Ettore Brandini, che venga portata avanti in sede europea. L'unità di tutti e 27 gli Stati membri e delegare in questo momento storico il commissario al commercio come unico interlocutore nella trattativa con gli Stati Uniti sia il percorso corretto da dover perseguire. Coldiretti, oggi a Catania, con la manifestazione Insieme per l'Ascolto, sta incontrando in tutta Italia gli agricoltori per ascoltare le istanze dei territori. E di dazi e delle ripercussioni sul mercato siciliano parleremo anche nel Focus, in onda oggi dopo il TG alle 14.30. Lorena Dolci dialogherà con un produttore di olio, Alfio Consoli, con un produttore di vino, Dino Taschetta, della cantina di Colomba Bianca, e con Giovanni Bonfiglio, vicepresidente di Confagricoltura Catania. Le vostre domande con un messaggio al 342 7455 005. La trasmissione è in streaming anche sul sito lasiciliaweb.it. Una brevissima pausa, poi parleremo dell'Etna e ancora altre notizie, anche di bullismo nelle scuole. A tra poco. L'Etna si è risvegliata ieri sera con fontane di lava e boati che nella notte hanno tenuto svegli gli abitanti dei comuni alle pendici del vulcano. Emanuela Corsi. L'Etna si risveglia e dà spettacolo. Il vulcano ha agitato la notte dei residenti dei comuni pedemontani, dove si sono sentiti forti boati. L'attività stromboliana del cratere di sud-est è iniziata alle 20 di ieri con fontane di lava ed emissione di cenere, che fortunatamente si è dispersa in quota in direzione est-sud-est, senza conseguenze sul territorio né sull'operatività dell'aeroporto di Fontanarossa, nonostante l'allerta rossa per il volo emessa nelle prime ore del mattino. Una situazione rientrata in poche ore, come spiegano dall'INGV. Si tratta di una tipica attività stromboliana della cui durata è sempre di poche ore. Già le reti di monitoraggio stanno registrando un rientro dei parametri. C'è stata una debolissima emissione di cenere dai crateri Boccanova e Voragine, che comunque ha emesso poca quantità di cenere in atmosfera. Si tratta di tipici fenomeni dell'attività eruttiva sommitale di questo vulcano che non hanno nessun impatto tranne nell'area sommitale. Se nella notte a dominare era il rosso del fuoco, questa mattina è possibile ammirare la spettacolare immagine del vulcano innevato, mentre sullo sfondo c'è il cielo azzurro di una bella giornata primaverile. Un gol contro il bullismo a Catania Liceo Galilei, la presentazione della partita della solidarietà. Gli studenti si sono confrontati su un fenomeno che coinvolge sempre più giovani. Giusy Lazzaro. Bullismo è una parola che fa paura. Dietro ci sono storie di adolescenti che si tolgono la vita o cadono in depressioni profonde. A Catania, nel liceo Galileo Galilei, la presentazione della partita della solidarietà quest'anno imperniata proprio al contrasto al bullismo. Gli studenti a confronto su un fenomeno che coinvolge sempre più giovani.
Bullismo non è per forza violenza fisica, anche esclusione, bullismo psicologico, violenza psicologica. Mi è capitato di essere testimone di eventi simili, purtroppo. Il mio consiglio, quello che ho sempre dato, è non ti preoccupare, parlane, stai con noi, includere. Alta l'attenzione anche a scuola. Ci preme tanto trasmettere valori ai ragazzi, è quello della solidarietà, ovvero quello di aiutare chi è in difficoltà, è quello di contrastare il cyberbullismo, soprattutto appunto i compagni cyberbullizzati, è fondamentale. Incessante il lavoro della polizia postale che interviene sempre più spesso dopo le denunce. Tanti sono i tentativi che noi facciamo anche di incontri per rivolgersi ai genitori, perché soprattutto nella fascia preadolescenziale, una fascia di età in cui ormai i bambini accedono alla rete e utilizzano i social, è estremamente importante il controllo dei genitori ed essere vigili da parte loro. Anche quest'anno la partita della solidarietà allo Stadio Massimino il 30 aprile affronta un tema di attualità. Quest'anno avremo una bellissima iniziativa, ovvero ci occuperemo di programmare una grandissima campagna di comunicazione che tende a sensibilizzare i giovani per poter contrastare questo fenomeno, quindi quello del bullismo. Adesso una pausa e poi il calcio. Ed eccoci al calcio, ritrovato entusiasmo in casa Catania che domenica va all'assalto della capolista Avellino. Massimino verso il sold out, non ci saranno tifosi irpini nel settore ospiti, ci saranno i ragazzi delle scuole calcio. Tonino De Mana. Dalla depressione all'esaltazione, il Catania passa da uno stato d'animo all'altro e riscopre l'entusiasmo con il Massimino verso il sold out. Biglietti della Curva Nord già polverizzati, restano a disposizione poco meno di 3.000 tagliandi. Su disposizione della Prefettura di Catania non ci saranno sostenitori irpini e il settore ospiti sarà interamente occupato dai giovani delle scuole calcio che daranno un'ulteriore spinta in termini di tifo. Propellente per la squadra etnea che con 8 risultati utili consecutivi, 4 vittorie e 4 pareggi, sta risalendo la classifica, scalando posizioni su posizioni e attestandosi al 5° posto. Il segreto della rinascita rossazzurra sta anche nella difesa, che cresce a vista d'occhio, con i numeri che certificano la solidità del reparto arretrato, solo 5 reti al passivo nelle ultime 8 gare. Dolce musica per le orecchie di Mimmo Toscano, che finalmente può lavorare con serenità, visto che vincere aiuta a vincere, tanto che nell'aria c'è anche una possibile riconferma sulla panchina etnea. Convinzione e autostima sono le parole d'ordine in casa rossazzurra, clima più disteso anche in allenamento, a testimonianza che il gruppo sta bene fisicamente e mentalmente. Contro gli irpini al Partenio Lombardi finì 2-2, tornerà al suo posto Di Gennaro, che ha scontato un turno di squalifica e potrebbe rivedersi inglese, out a causa di un infortunio dal 16 febbraio scorso. Il rientro del bomber pugliese dovrà essere gestito anche in considerazione dell'appendice dei playoff. Di sicuro il giocatore è carico e motivato, sarà Toscano nella seduta di rifinitura prevista sabato a sciogliere le riserve. Più lungo del previsto lo stop del centrocampista del Catania Gregorio Luperini. Gli accertamenti strumentali effettuati dopo la riacutizzazione dei problemi alla regione inguinale hanno evidenziato la necessità di un intervento chirurgico a cui l'atleta sarà sottoposto nel corso della prossima settimana. È l'ultima notizia per questa edizione Sicilia 24. Grazie per averci seguito. Buon pomeriggio.